dosi moderne saranno destinate a ultraottantenni malati oncologici. Nel nuovo DPCM regioni chiuse fino al 15 febbraio con AstraZeneca si otterrà la vaccinazione per tutta la popolazione entro giugno. Dopo lo strappo di Renzi, partiti alla ricerca di una soluzione. Conte da Mattarella, intanto il PD cerca i responsabili, il centrodestra. Noi siamo pronti a governare. Crisi di governo, parla la senatrice vicentina di Italia Viva, Daniela Sbrollini. Non si poteva andare avanti così, impossibile fare altrimenti, è stata una scelta necessaria. Baristi e ristoratori in piazza con striscioni e cartelli. Alle 13.30 l'incontro con il prefetto, domani il flash mob, luci dei negozi accesi, ma alcuni apriranno. Positivi a spasso altri 6 denunciati per violazione delle norme. Le dichiarazioni del sottosegretario vicentino Achille Variati, inconcepibile comportamento. Le difese personali dell'assessore Donazzana affidata ad una lettera ai consiglieri: non ho mai alimentato l'odio ma l'ho subito, il consiglio non diventi luogo di censura. Case, terreni e società, ma con il reddito di cittadinanza. Ci sono 13 denunciati a Vicenza, nuova operazione dell'INPS contro i furbetti del reddito. Eccoci, ben ritrovati. Partiamo come sempre con le dichiarazioni del presidente Luca Zaia durante la diretta a Marghera. Due le notizie importanti dopo l'incontro tra governo e regioni: sicuramente la richiesta di poter permettere nel nuovo DPCM di poter introdurre, limitare l'asporto, ma poter introdurre almeno l'asporto per quanto riguarda gli alimenti e non le bevande. Quindi si cerca di ridurre la stretta in questo braccio di ferro tra regioni e governo. Poi le parole del presidente Zaia sulla crisi di governo e il punto sui vaccini. Con AstraZeneca, dice Zaia, si potrà arrivare addirittura a vaccinare tutta la popolazione del Veneto entro giugno. Confini regionali chiusi fino al 15 febbraio, non più dunque al 5 marzo. Questa mattina nuovo confronto tra governo e regioni sul nuovo DPCM che disegnerà il paese di domani sostanzialmente fino alla primavera. Un confronto chiuso con la promessa di rivedere i dati di settimana in settimana. L'idea delle regioni è quella comunque che ci sia modo anche di fare dei tagliandi strada facendo, perché non è che possiamo pensare che una regione finisca in zona arancione e ci resti ad libitum. Nei prossimi giorni invece nuovo incontro con la conferenza delle regioni su modalità e tempistiche della vaccinazione anti-Covid. 40.000 a settimana sono i vaccini Pfizer destinati al Veneto per medici e RSA. Molto più esigua invece la fornitura Moderna, che sarà destinata agli ultraottantenni, ma la vera novità è l'approvazione attesa di AstraZeneca. C'è un dato importante che il 29 di gennaio ci sarà la valutazione EMA per AstraZeneca. Se si apre il fronte AstraZeneca è verosimile che noi si possa chiudere la partita vaccinale per giugno. In piena terza ondata il Veneto conferma il trend in calo dei contagi per il 14° giorno di fila e annuncia di aver aperto la seconda tranche di vaccini, oltre agli ultraottantenni anche ai malati oncologici. Per gli anziani, 350.000 in Veneto, si parte dalla classe 1941, poi a scendere molti saranno raggiunti dall'assistenza domiciliare. A scendere gli arriverà la lettera a casa con il giorno e il luogo dove andare. Obiettivo: creare una prima mini immunità di gregge. Sulla crisi di governo oggi il presidente Zaia ha ribadito la stabilità e solidità della regione come interlocutore del governo, auspicando però che non si debba tornare ad elezioni. Io ho sempre dichiarato che le elezioni sono sanificatorie, ma in questo momento qua immagino che se ci fossero sarebbe uno scenario veramente problematico, sia da un punto di vista di regole di sanità pubblica che per un paese che entrerebbe in un tunnel che durerebbe quanto? Un paio di mesi almeno prima di poter avere una nuova classe dirigente. E sulla crisi di governo oggi abbiamo sentito anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il democratico Andrea Martella, che ha detto la scelta di Renzi è irresponsabile e contro l'Italia. Io ritengo che questa scelta di Renzi e del suo partito sia una scelta grave, irresponsabile, che non è tanto contro il governo ma è contro l'Italia. All'indomani dello strappo di Renzi, vertice del PD al Nazareno per decidere le prossime mosse, il sottosegretario agli interni Andrea Martella guarda al colle alla possibilità di cercare un'alternativa alle urne. Lavoreremo per fare in modo che si vada avanti con serietà e con responsabilità, verificando se ci sono le possibilità in questa maggioranza e magari con
il sostegno di altre forze politiche o personalità, di ritrovare lo spirito giusto e la coesione. Se non sarà così, credo che lo scenario porterà al fatto che quando lo valuterà il Presidente della Repubblica ci saranno elezioni politiche. Quel che è certo è che la crisi di governo rischia di rallentare, se non bloccare, misure urgenti attese dal Paese, a partire dal quinto decreto ristori che dovrebbe portare ossigeno alle attività economiche costrette alla chiusura. Noi approveremo questa sera in Consiglio dei Ministri un decreto per favorire lo scostamento di bilancio, e cioè per avere le risorse per approvare un nuovo decreto ristori a sostegno di imprese, di lavoratori. Faremo di tutto perché però si possano approvare velocemente già la prossima settimana in una seduta del Parlamento, affinché poi si possa fare questo decreto che sarebbe il quinto decreto ristori, che metterà a disposizione, secondo quanto ha detto già ufficialmente il ministro Gualtieri, circa 25 miliardi. Intanto le ipotesi di una nuova maggioranza o di ritorno alle urne dividono i cittadini. Io spero che ci sia un rimpasto. Non è il momento per fare votazioni in questo momento critico. Ma no, votare, ma scherza? Trovare un accordo? Andare subito a votare. Al più presto. Così non si può andare avanti. Comunque, in ogni modo, sarebbe meglio votare. È meglio che cambino però il Conte. Dovevamo votare ancora 10 mesi fa. Conte fa tutto da solo, non era possibile restare nella maggioranza, così la senatrice vicentina di Italia Viva, Daniela Sbrollini. Da mesi noi come Italia Viva chiediamo di parlare di contenuti ben precisi, chiediamo soprattutto una collegialità e quindi prima di tutto un metodo di condivisione all'interno della maggioranza per scrivere al meglio il recovery. Poi le ministre e il sottosegretario non sono state mai coinvolti nelle decisioni, anche questo, documenti che arrivavano all'ultimo momento, quindi consigli dei ministri che venivano fatti prima senza di noi, quindi noi abbiamo detto non vogliamo il rimpasto, non vogliamo posti in più, addirittura facciamo dimettere le nostre, ma chiediamo invece senso di responsabilità. Il terrore lo hanno fatto sempre le dittature, non i governi democratici. Di Conte lo paragonate quasi a un dittatore? No, non lo paragoniamo a un dittatore, è un uomo che non viene dalla politica, sicuramente apparentemente sembra una persona molto disponibile, ma posso assicurare che le richieste di incontri sono state continue da parte nostra, e invece lui ha voluto lavorare molto in solitudine o con i suoi più stretti collaboratori. C'è la possibilità di una ricucitura? Ma siamo stati molto chiari anche su questo. Noi non vogliamo rompere il dialogo con nessuno, anzi abbiamo detto che in un momento così difficile maggioranza e minoranza dovrebbero lavorare per gli stessi obiettivi. Intanto il centrodestra si dice pronto a prendere le redini di questo governo con elezioni a giugno. Abbiamo sentito il senatore Vallardi. Conte è salito al colle, quindi speriamo si dimetta. Sarebbe auspicabile andare alle elezioni perché finalmente la Lega con centrodestra potrebbe andare al governo e sperare in un futuro migliore per questo Paese. Noi come Lega siamo pronti, il centrodestra sarebbe pronto, c'è solo da capire quando poter andare alle elezioni. Dovevano anche pensarci prima, quando sono andati assieme al PD e 5 Stelle sapevano benissimo con chi si mettevano assieme, ci hanno messo 1 anno e mezzo per capire con chi avevano a che fare. Oggi è tardi, pensare anche a ritornare assieme a queste persone e continuare questa ansia, perché questo governo è un'ansia, perché poi alla fine di programmatico per il futuro non c'è assolutamente niente, ci sono tanti interventi a spot, ma progetti reali per costruire un futuro per questo Paese ancora non ne abbiamo visti nessuno. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è stato aspramente criticato anche sui social per questa scelta molto forte. Sentiamo i padovani che cosa hanno detto. Crisi di governo, come vede la scelta di Matteo Renzi? Io non capisco perché si debba dare adito a questa persona di parlare. Punto, basta. Devo esprimermi.
Non ci sono parole. Io le manderei a casa tutti, farei le votazioni un'altra volta. I primi 3 partiti che hanno la maggioranza, restano solo quelli e gli altri li manderei a casa. Non saprei come commentarlo, se non che non è il momento di far cadere il governo in questo momento qua, dove ci stanno dando dei soldi l'Europa e perdiamo di fiducia. Io sapevo che Renzi arrivava a questo punto, perché non è giusto che lui va a buttare il governo giù e fare crisi in questo momento che l'Italia ha gravi problemi con pandemia. Posso dire no comment? Dalla crisi di governo a quello che ormai è diventato il caso politico, con l'assessore regionale Elena Donazzan che ha cantato Faccetta Nera durante la trasmissione satirica La Zanzara. Allora oggi il capogruppo della Lega Nord Giuseppe Pan sul caso ha detto: bene le scuse di Donazzan, ma non possiamo accettare che un assessore e un rappresentante delle istituzioni affronti temi così delicati con tale leggerezza. Ricordiamo che c'è una mozione di sfiducia, il voto a questa mozione è arrivato anche da Stefano Valdegamberi, appunto Lega Nord. E in giornata è arrivata anche la nota dell'assessore Donazzan che ha detto: se qualcuno in buona fede si fosse sentito offeso in qualche misura me ne scuso, perché con altrettanta buona fede e certamente un po' di leggerezza ho partecipato ad una trasmissione di satira notoriamente informale, irridente e a tratti sopra le righe. Che si guardi verso il futuro, si costruisca un'unità di intenti, una fratellanza vera ed una vera pacificazione. Chiedo dunque che vengano giudicate allora anche queste mie parole, che sono il mio sentimento più autentico e profondo. Flash mob in piazza dei signori baristi e ristoratori gridano la loro rabbia per l'assenza dei ristori, ma anche per le politiche del governo. Andiamo in piazza dei signori e poi lanciamo anche quella che sarà la manifestazione di domani sera. Eccoli in piazza, ristoratori, esercenti ma anche commercianti uniti per far sentire la propria voce, quella disperazione di chi ormai sta combattendo da troppo tempo. Chiedono ristori, chiedono un sostegno chiaro e forte al governo. Per chiedere innanzitutto dignità nel senso che vogliamo poter far sopravvivere le nostre aziende, far mangiare i nostri dipendenti e poter portare anche noi qualcosa a casa per mettere un piatto caldo in tavola. Così stiamo morendo, ci dicono, poco prima di entrare dal prefetto. Noi ci troviamo in una situazione che ormai stiamo veramente chiedendo i soldi alle famiglie, per cui le famiglie nostre stanno contribuendo per farci rimanere in vita, che il pensiero è che ci conviene chiudere. Obbligati a fallire? Sì, il governo ormai ci porta a questo e non sappiamo più come andare avanti, quindi o abbiamo degli aiuti concreti o non sappiamo più cosa fare. I ristori non arrivano o ne arrivano pochi? Ne arrivano pochi, ne arrivano in ritardo. Non bastano a sostenere le attività che abbiamo, non bastano a sostenere i dipendenti, non basta a sostenere il nostro mondo. Il rischio ormai è la chiusura? Sì. Domani in tutta la regione scatteranno 2 forme di protesta, quella di chi ha aderito all'iniziativa Io Apro e ha deciso di far entrare e servire i clienti, e loro, l'associazione Veneto Imprese Unite, che rispetteranno le disposizioni di chiusura con un'apertura solo simbolica. Aperti con noi, con lo staff, dunque i nostri ragazzi, simuleremo un servizio dove daremo appunto la prova che non c'è nessun rischio, nessun pericolo di contagio, si può lavorare in sicurezza e non essere marchiati come untori. Intanto in queste ore è in discussione il divieto di asporto per i bar, che potrebbe essere limitato solo alle bevande e agli alcolici. Il ministro Boccia avrebbe ribadito la volontà del governo di mantenere la norma per evitare i casi di movida, ma con il solo asporto noi comunque, dicono, non riusciamo a sopravvivere. L'asporto vale solo per determinati tipi di categorie, ristoranti, bar, non tutti riescono a fare l'asporto. Per esempio noi abbiamo un ristorante che fa carne, come potremmo mai consegnare una costata a domicilio cotta? Al prefetto hanno consegnato una lettera ed hanno chiesto di portare la loro voce a Roma. Abbiamo però chiesto che questa volta, oltre alla relazione e alla ricevuta della relazione, si faccia anche un po' pressante nell'esigere delle risposte. Non possiamo più aspettare, dicono, il tempo è scaduto. Ed ora a Vicenza con la clamorosa protesta di baristi e ristoratori con l'hashtag Io Apro.
Noi assisteremo anche tutti i nostri clienti in caso di sanzione. E comunque ci è stato chiesto anche in caso di controllo e di sanzioni da parte delle forze dell'ordine di essere molto tranquilli, di essere molto solidali, perché comunque loro stanno facendo il proprio lavoro. Una disobbedienza civile, pacifica. Esattamente, non vogliamo guerre, non vogliamo che venga fuori casino, non vogliamo assembramenti, ma vogliamo solo poter lavorare. Sono dunque disposti anche a pagare eventuali sanzioni ai clienti, gli esercenti che aderiranno all'iniziativa nazionale #IoApro, locali aperti oltre l'orario consentito. Un'iniziativa partita dal basso in risposta al governo che sta mettendo a punto un nuovo DPCM che inasprirà le misure anti-Covid di bar e ristoranti, come il divieto di effettuare l'asporto dopo le 18. Una protesta, segnale di una esasperazione che cresce. In questo modo non ci si può assolutamente andare avanti, non si può lavorare, perché comunque non siamo attività che con l'asporto possono riuscire a garantire di pagare affitto, mutui, dipendenti, bollette, non ci se la può fare. E comunque gli aiuti che abbiamo ricevuto sono veramente esigui. La protesta è comunque un'iniziativa controversa che per le modalità divide gli esercenti. La protesta è sensata perché purtroppo il periodo è quello che è, ed è difficilissimo per tutte le attività andare avanti. Nemmeno il cliente penso rischierebbe di andare al bar perché rischierebbe la multa anche lui, quindi non conviene a nessuno, si rischia la multa da gestori e da clienti. Io capisco che è un momento così e che magari una protesta ci vorrebbe, ma non è questo il modo secondo me. Io sarei per seguire le regole, però le regole dovrebbero essere fatte a misura d'uomo anche. Queste sono regole disumane, cioè c'è gente qua al mercato che si assembra, le ho viste proprio, uno accanto spalla a spalla per contenersi uno straccio, ma qui fuori non possono prendere un caffè a distanza anche di 1 metro perché sennò è assembramento e fanno chiudere me ma non altre realtà. Questo è quello che succede nei centri e nelle periferie. Adesso andiamo in altopiano dove un'intera economia è al collasso e l'appello, come ha fatto la Regione al Governo, per avere ristori subito. I 7 comuni dell'Altopiano, Enego, Foggia, Rozzo, Roana, Lusiana Conco, Gallio e Asiago, stanno soffrendo più di altri i blocchi dei decreti e delle ordinanze, non potendo sfruttare appieno la risorsa principale dell'inverno, ovvero la neve, caduta quest'anno in quantità oramai insolite. È uno scherzo del destino, un inverno strano, un inverno che si è presentato con tanta neve, ma purtroppo con il lockdown, con gli impianti di risalita ammodernati chiusi e con gli alberghi vuoti, quindi veramente un inverno molto strano che speriamo di non dover più rivedere nella nostra vita. La vita dei residenti, in gran parte impiegati nel settore turistico, ricettivo e sportivo, prosegue a fatica. L'impatto è pesantissimo, direi pesantissimo, alberghi chiusi ormai già dal primo lockdown, impianti appunto ammodernati chiusi che non possono creare reddito e posti di lavoro ed economia per l'altopiano, quindi qui confidiamo veramente in un intervento drastico, forte a livello economico dei ristori da parte del governo per tutte queste imprese che devono rimanere vive per garantire il futuro turistico del nostro territorio. E mentre ci sono situazioni di crisi di questo tipo, ci sono persone positive che sono state trovate a circolare liberamente in città. 6 positive sono state denunciate in Veneto nel corso dell'ultima settimana per aver violato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione. Lo ha reso noto il sottosegretario all'interno Achille Variati. I controlli in regione negli ultimi 7 giorni sono stati 25.587. I 6 denunciati sono persone sottoposte a quarantena che, quando sono state fermate, hanno fornito addirittura false dichiarazioni alle forze dell'ordine. Si tratta di un comportamento vergognoso. Le verifiche in Veneto sono state 5.000 in più rispetto alla settimana precedente. I negozi e gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche sono stati 5.857. Di questi 13 sono stati sanzionati, 5 in particolare dovranno chiudere per inosservanza delle norme anti-Covid. E altri furbetti, però questa volta sono stati beccati dalla Guardia di Finanza. Si tratta di falsi percettori di reddito e di pensione di cittadinanza individuati dalla Guardia di Finanza di Vicenza. I furbetti del reddito e pensioni di cittadinanza nel mirino degli uomini della Guardia di Finanza di Vicenza. 15 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 13 quelle per cui si è provveduto al blocco dell'erogazione e per le quali si sta provvedendo al recupero dei contributi percepiti illegalmente per un ammontare complessivo di 123.000 euro. Storie e casi di persone a dir poco insospettabili, persone che dalle verifiche e ricostruzioni anche contabili dei finanzieri sono risultati aventi redditi e proprietà.
in alcuni casi la compagine familiare era differente, la compagine patrimoniale era differente, ovvero si era modificata nel tempo e non era stata data la dovuta comunicazione all'INPS. È il caso di una donna risultata essere presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa operante nel campo della logistica e già prima rappresentante legale, che da almeno inizio 2018 aveva una disponibilità di denaro contante per oltre 220.000 euro, oppure di un altro soggetto di Tiene che appena registrato si aveva prontamente rescisso il contratto di locazione dell'immobile messo nella stessa domanda. Ulteriori approfondimenti mettevano in luce che lo stesso nel 2019 aveva percepito il contributo pur essendo titolare di quote di proprietà su ben 26 immobili, 7 fabbricati e 19 terreni. C'è chi ha omesso di dichiarare un motoveicolo superiore ai 250 di cilindrata, o ancora chi, dopo aver fatto la domanda, aveva aperto un bar, o chi non ha dichiarato un valore patrimoniale diverso dalla prima casa di oltre 52.000 euro. Insomma, persone tutte che non versavano in stato di necessità e pertanto non potevano usufruire del reddito di cittadinanza. Una valanga ha travolto e ucciso Etienne Bernard Climber, maestro di sci e guida alpina al Campitello di Fassa in provincia di Trento. Il giovane era salito al Passo Pordoi per una escursione sci alpinistica ma non è più rientrato a valle. È stata la fidanzata dopo le 17 di ieri pomeriggio a dare l'allarme. Le squadre del soccorso alpino attivate dall'allerta per tutta la notte hanno perlustrato la zona individuando bastoncini e occhiali nel punto in cui si è verificato il distacco di una grossa valanga in uno dei canali nei pressi di Torre Roma verso Arabba. Il contatto con il telefono del giovane ha fatto il resto, ma nella notte le pessime condizioni meteo hanno reso impossibile il recupero del corpo del 27enne che è stato eseguito nel pomeriggio tra la Forcella Pordoi e il SAS de Forsia. E ci sono buone notizie per Alex Zanardi, il campione di handbike coinvolto in un tremendo incidente. Finalmente ha detto qualche parola ed è tornato dunque a comunicare con la famiglia. Alex Zanardi è tornato a comunicare con la famiglia. La rivelazione che ha riempito tutti di gioia è stata comunicata dalla dottoressa che cura il campione, Federica Alemanno, neuropsicologa dell'ospedale San Raffaele di Milano, in un'intervista al Corriere della Sera. Alex Zanardi da alcuni mesi è stato ricoverato per la riabilitazione in ospedale a Padova, vicino alla famiglia che vive a Noventa Padovana. È stata una grande emozione quando ha iniziato a comunicare. Nessuno ci credeva, lui c'era e ha comunicato con la famiglia, ha detto la dottoressa Alemanno, che lo ha curato subito dopo il drammatico incidente avvenuto a Siena lo scorso giugno. Già qualche settimana fa era arrivato l'annuncio che piano piano il campione di handbike stava recuperando le funzioni vitali, stringeva la mano su richiesta e girava la testa verso la moglie Daniela. Ora questo nuovo traguardo, le prime parole che continuano così a far sperare la famiglia e i suoi fan. Sì, ci sono dei segnali positivi, ma non sono certo quelli che scrivono i giornali. Lui certamente è forte, lo sappiamo, ma per una piena ripresa dobbiamo ancora continuare a sperare e pregare. Io sono convinto che ce la farà perché sappiamo bene la tempra che lui ha. Oggi l'ultimo saluto al nostro collega Fabrizio Mingotto, l'abbraccio alla famiglia e di tutti gli amici. Eccoti Fabrizio, con il tuo sorriso contagioso sei di nuovo in mezzo a tutti noi. Hai scalato la tua vetta più alta e oggi, abbracciato dalla tua famiglia, dai tuoi tanti amici, dai colleghi, stai compiendo il tuo ultimo viaggio su questa terra. Nella piccola chiesa di Abbazia Pisani è profonda e sincera la commozione. Fabrizio Mingotto, stimato e apprezzato tecnico di Rete Veneta, era una persona molto amata, appassionato del suo lavoro, di musica e di sport. Tutto ha permesso a Fabrizio di tessere una fitta tela di stimoli, certezze, dubbi, domande e passioni. Un vero e proprio mondo nel quale si muoveva spirito inquieto, mai sazio, mai banale, perché la banalità sembrava proprio non far parte del suo vocabolario. Anche nella malattia Fabrizio era riuscito a mostrare ancora una volta il meglio di sé, la voglia di vivere, i 1000 interessi, grande forza di volontà e l'attaccamento alla vita. Tutto questo era Fabrizio. Va Fabrizio, compie
tutti di sicuro, perché al traguardo trovi Lui, il Signore della vita e della storia, che ti spiegherà ogni cosa. Vai Fabrizio, il tuo bellissimo sorriso e la tua bontà resteranno scolpiti nei nostri cuori. Vai Fabriz, compi la tua ultima corsa, la tua amata musica ti accompagnerà. Era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Benvenuti al meteo. Ancora tempo per lo più stabile sul nostro territorio. L'aria fredda giunta nelle scorse ore continuerà però ad affluire con il risultato di un clima sempre piuttosto freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 15 gennaio ci mostra un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia al mattino il cielo potrebbe risultare alquanto grigio e nuvoloso, ma senza piogge, maggiori schiarite con il passare delle ore. Temperature minime ancora sotto zero dappertutto, valori massimi invece tra i 2 e i 6 gradi. E la situazione sarà simile anche sul Friuli Venezia Giulia, qui però sarà soleggiato già in mattinata, salvo per qualche locale foschia in pianura, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime fino a -2 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà decisamente anche qui stabile, con tanto sole dappertutto, vedete, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai -5 gradi, massime sui 2 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.